Questo è il tratto di strada ex provinciale 227 fra Paraggi e la Cervara distrutto dalla mareggiata di fine ottobre. Questo è il progetto della passerella pedonale ciclabile che permetterà di ricollegare Portofino con il resto del Tigullio. Sono iniziati i lavori per realizzare il collegamento che, grazie all'arrivo del bus navetta a Portofino, una corrierina da 30 posti di ATP sbarcata ieri nel borgo, permetterà la ripresa del trasporto via terra. Da Portofino alla Cervara in bus, poi il passaggio a piedi e quindi l'ultimo tratto da percorrere nuovamente in autobus. Sarà lunga 120 metri, larga 1,50 m e garantirà il passaggio anche delle bici e delle carrozzine, cioè è pensata anche per i disabili con delle rampe apposite e pannelli antisdrucciolo. La passerella sarà in parte appoggiata al suolo, laddove esiste ancora la strada, in parte supportata da una base in tubi dove la strada è crollata. Progetto che noi abbiamo inviato al cliente e alla provincia per farsi approvare sia la misura in larghezza, che deve essere 1,50 m, che per far vedere come avremo avviato al dissesto geologico, quindi alle voragini che si sono create, con delle travi e dei montanti a lunghezza variabile. Questa è la sezione con una tipologia di ancoraggio a parete che mi permetta che permetta alla passerella di essere fissa anche in caso di un'ulteriore mareggiata. Questo è il disegno tridimensionale che mostra i 3 punti in cui la passerella permetterà di superare le voragini. La provincia di Genova ci ha chiesto di realizzare il tutto entro il 24 di dicembre, ma noi contiamo di realizzarlo per il 10 e quindi regalare 10 giorni in più alle persone che devono andare a fare i regali senza dover passare per la montagna. Intanto l'isolamento del borgo è rotto via monte grazie alla strada per Portofino Vetta, che è stata messa in sicurezza dal Genio Militare, mentre sono stati fermati i lavori per il secondo percorso, quello attraverso le Gave, dove i lavori erano già avanzati, giudicato però ormai non più necessario.